Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anticipo del telegiornale delle 13:30. Come sapete, ormai da qualche settimana al martedì cerchiamo di costruire un percorso di avvicinamento alla settimana sociale dei cattolici in Italia. Quest'oggi siamo in compagnia di Don Sergio Frausin, che è delegato episcopale. Grazie Don Sergio per essere tornato nei nostri studi. Grazie e a voi. Di Caterina Grandi. Caterina Grandi è una studentessa ed ha, come si dice, ha partecipato alla... Sì, come studentessa al quarto anno d'eccellenza a Rondine nell'anno 2019-2020. Quindi. Perché l'argomento di cui ci occuperemo in questo quarto d'ora è la piazza della democrazia. Voi sapete, adesso magari Don Sergio giusto un attimo accennerà a che cosa sono le piazze della democrazia. Nella fattispecie parliamo della piazza della democrazia dedicata alla pace. Che cosa sono le piazze, Don Sergio? Ormai lo sappiamo, però giova giusto un attimo ribadirlo. Le piazze della democrazia sono dei momenti che avranno luogo appunto nelle piazze, in alcune piazze della nostra città, tra il 3 e il 7 luglio, e specificamente cominceranno dal 4 luglio pomeriggio, dalle 17:30, saranno dislocati in vari punti della città e saranno dei luoghi in cui approfondire alcuni temi che hanno a che fare con il tema centrale della settimana sociale dei cattolici, che è al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro, e una di queste piazze in cui sarà possibile prendere parte, e anche con dei posti a sedere, prenotandosi con una web app che sarà attiva in prossimità dell'evento sul sito della settimana sociale dei cattolici, oppure anche semplicemente presentandosi alla piazza, però non avendo la certezza del posto a sedere, in cui si ascolteranno degli ospiti, giornalisti, docenti, esperti dei vari ambiti su cui si concentrano le piazze della democrazia, e anche si potrà interagire, porre delle domande, approfondire e conoscere questi vari temi che vengono trattati. Tra l'altro, non ho capito, saranno contemporanee le varie piazze? E alcune sì, per forza. Alcune sì, in certi giorni sì. Ok, si sa già dove si terrà questa piazza dedicata alla pace? La piazza Pace in Costruzione, dal disarmo alla riconciliazione, si terrà in Piazza Verdi, ok, perfetto, a Trieste, e dalle 17:30 e sabato 6 luglio. Quindi è l'ultima, si potrebbe dire. È l'ultimo pomeriggio. È l'ultimo pomeriggio. Allora, perché è importante l'esperienza presso la comunità Rondine, proprio per parlare di pace? Rondine è un po' il cuore di un'esperienza che giovani ragazzi da tutto il mondo e di paesi in guerra vanno per provare una nuova esperienza di vita con il proprio nemico. E nemico tra virgolette, perché a Rondine imparano che quello che loro considerano in realtà il nemico è una persona come loro, che vive come loro una sofferenza probabilmente anche inaudita in realtà nel loro paese, e proprio lì, quindi nell'incontro tra due dolori che sono dolori simili, e proprio grazie a questa similitudine si riconoscono ed è possibile costruire questa pace, che è una pace quotidiana di ogni giorno, no? E Franco Vaccari dice che la pace è un lavoro di artigianato, no? Che si costruisce all'interno delle relazioni, e secondo me è un'espressione molto bella, ne parlavamo anche prima con Sergio, perché è proprio grazie a questo lavoro di entrambe le parti che la pace è possibile, ed è una pace che si può vivere sempre, non solo quando si parla di guerra. Infatti lui dice che pensare alla pace solo in relazione alla guerra segue un po' la logica della guerra. La pace non è la negazione della guerra, ma è un qualcosa che si vive sempre, o che si cerca di vivere sempre. Tu quando hai frequentato la comunità? Io nell'anno 2019-2020, quindi l'anno del Covid. Tra l'altro, sì. Quindi sì, anche in un momento particolare. Sì, insomma. esatto. E che magari potrebbe essere un'indicazione anche per altri ragazzi, come vi si entra? Cioè si fa una domanda, fa parte di quelle, come posso dire, di quelle virgolette novità che riguardano i percorsi scolastici? Sì, si fa una domanda di iscrizione
e mandando il curriculum, la lettera motivazionale propria e una lettera, diciamo, di racconto di se stessi, però fatta da altre due persone. E tramite questa selezione poi si va a Rondine, dove si vive una giornata insieme a tutti gli altri ragazzi che hanno fatto la domanda, e lì si fanno dei lavori insieme a questi altri ragazzi, e in questa giornata si viene un po' osservati, si osserva come ci si relaziona con gli altri, come si lavora in gruppo, e alla fine si fa un colloquio con alcuni ex studenti e i tutor che ci sono a Rondine, e dopodiché si aspetta l'esito un po', no? Si viene selezionati, sì. Stavo per dire si aspetta la chiamata, ma in questi casi bisogna usare con attenzione le parole, insomma. Beh, la pace è una chiamata per tutti, tutti siamo chiamati a costruire la pace. È ad Arezzo, no? Se non mi Arezzo, sbaglio, sì, esatto. vicino ad Arezzo, e c'è una sorta di gemellaggio, mi sembra, sia con il Petrarca che con il, abbiate pazienza, io dico Dante Carducci, però... Sì, con il Carducci Dante, esatto. Sì. Ci sono una sezione chiamata sezione Rondine al Carducci, dove i ragazzi già dalla prima sanno che in terza inizieranno questo nuovo percorso, con un percorso anche pomeridiano insieme a quello mattutino, in cui con il tutor della classe seguiranno il percorso di Rondine. Allora, Don Sergio, diciamoci una cosa che è abbastanza evidente, no? In questi 2 anni che vedono il mondo sconvolto dalla guerra tra Russia e Ucraina, e più recentemente anche per il conflitto nel Medio Oriente, e adesso è inutile andare a fare tanti giri di parole, eccetera. C'è solo il Papa che parla di pace, cioè paradossalmente, discutevamo prima con alcuni ospiti, sembra che a nessuno interessi nemmeno intavolare dei negoziati, delle trattative, eccetera. Sembrerebbe quasi, e chiedo scusa se uso una formula derivata da altro, quasi che la pace non sia più di moda. È vero, è un problema molto forte, molto radicato, e penso, ne abbiamo parlato anche con Caterina prima, che ci sia un lavoro a livello culturale da fare, con dei profeti coraggiosi come Papa Francesco e anche altri che cercano di tener viva la coscienza della pace, dell'importanza della pace per la nostra vita, la vita di tutti, e senza demandare solo alla soluzione armata, che sembra quasi fosse l'unica prospettiva. C'è un lavoro educativo, appunto come quello che si fa a Rondine, e bisogna agire su tanti livelli, perché la pace si costruisce da come se ne parla della guerra a come si ragiona, ai termini che si usano, facendo attenzione anche a come si comunica ciò che sta avvenendo. È vero, oggi sentiamo forte quanto sia preziosa la pace, perché ci sta mancando molto da vicino, i contraccolpi della situazione in Ucraina dopo l'invasione russa li abbiamo sentiti anche qua, avendo accolto anche tante persone provenienti dall'Ucraina, e le terribili violenze che avvengono in Israele e in Palestina purtroppo le sentiamo molto vicine. I venti di guerra che spirano nel cuore dell'Europa si sentono molto vicini. Forse è la paura quella che che toglie forse il coraggio di parlare ancora di pace. Penso che ci sia molta paura, e forse la paura porta semplicemente a fare discorsi difensivi che è diverso, e discorsi di strategie semplicemente per risolvere le guerre semplicemente in maniera militare. Ci vuole il dialogo, ci vuole il negoziato, bisogna parlarsi, e penso sia importante partire dal sentire il dolore dell'altro. Ecco, e poi c'è anche questo dato
cui abbiamo prima solo accennato, ma che forse è anche il caso di approfondire un attimo. Cioè, la pace, ok, si costruisce, la pace si mantiene anche, forse appunto la parte più difficile è mantenerla, e la si mantiene anche, come dire, con momenti di tutti i giorni. Cioè, immagino che anche una delle missioni di Rondine sia proprio questa, no? Sì. Se metti in contatto gente che proviene da paesi che sono fra loro in guerra, e se loro costruiscono un dialogo e una frequentazione quotidiana, è già un passo avanti, non tanto nella costruzione ma proprio nel mantenimento. Sì, sì, esatto. E lì il lavoro è un lavoro quotidiano, cioè si vive insieme, si vive costantemente, si fanno lavori insieme, si lavano i piatti insieme, si fanno degli incontri, si studia insieme. Quindi lì è come essere fratelli e sorelle. Ed è grazie a questa conoscenza dell'altro, che quindi riconosco che è una persona come me, a prescindere dal luogo da cui proviene. Allora è là che riesco a vedere l'altro non come il nemico, perché finché io non lo conosco posso, diciamo, dargli questa etichetta, no? Nel momento in cui io conosco la persona, la conosco, non posso far finta di niente, e quindi lì si fa quel passaggio, si smonta la figura del nemico, perché questa è anche una delle missioni di Rondine, cioè non costruire il nemico ma smontarlo, far vedere che dall'altra parte c'è un essere umano che va rispettato nella sua dignità, indipendentemente da dove proviene e indipendentemente dalla sua storia. Tra l'altro ricordiamo che anche il fondatore di Rondine è stato protagonista di una delle cattedre di San Giusto, esatto, che hanno appunto preparato alla settimana. Si sa già, Don Sergio, come sarà strutturata questa piazza, cioè chi vi parteciperà, come funzionerà, eccetera, oppure diciamo siccome insomma non è che manchi poco, perché manca, adesso non vorrei mettervi fretta, però manca un mese e mezzo, insomma, no? Quindi vuol dire, è già stabilito il calendario di quell'appuntamento preciso o ancora lo state elaborando? La piazza si svolgerà con una moderatrice che organizzerà la tavola rotonda di questa piazza, a cui parteciperanno diversi giornalisti, tra cui anche Nello Scavo, inviato di Avvenire, e altri giornalisti che saranno presenti, anche docenti che si occupano di questo tema, che approfondiranno, si confronteranno. Quindi è già stabilito, sì, insomma, la sì. cosa. Sì. Quando uno studente, insomma, finisce il proprio percorso all'interno di Rondine, ha modo anche di rimanere in qualche modo in contatto? C'è la possibilità di mantenere... Come funziona il dopo? Perché immagino che sia un'esperienza, adesso ogni esperienza è formativa, però questa credo che abbia un valore leggermente diverso adesso non vorrei sminuire, da un tirocinio in altre realtà, insomma. C'è modo di rimanere in qualche modo collegati? Sì, certo. Rondine crea una comunità che, parlo per me, nel mio caso, è una comunità di studenti di tutta Italia, sia del mio anno ma anche degli anni precedenti o degli anni successivi. Rondine ci invita sempre alle feste, diciamo, di fine anno, si chiama Utopic Fest, è una festa di fine anno in cui ad esempio appunto Rondine chiama tutti gli ex studenti a partecipare, quindi a partecipare a questa giornata di fine anno degli studenti proprio che sono là. Quindi questo è un momento di contatto. Poi durante l'anno comunque noi creiamo delle relazioni anche molto forti tra di noi, è un anno in cui viviamo insieme. Quindi 7 giorni su 7, H24, quindi siamo proprio come una famiglia alla fine. E allora lì i contatti si mantengono anche solo perché rimaniamo in contatto tra di noi. È un modello che come dire, esiste solo ad Arezzo, oppure ci sono delle sedi anche in altre città italiane o estere, perché potrebbe anche darsi?
Allora, come sede principale è Arezzo e poi ci sono le sezioni rondine, come altra forma, diciamo, di rondine all'interno, cioè sparsa un po' per tutta Italia. Ho capito. Però sì, il cuore diciamo, è il là. cuore è proprio, Sì. ad Arezzo. Tra l'altro la figlia di un amico mio è andata proprio in gita scolastica, insomma, si dice così, e del Carducci Dante ci è stata, credo, un mesetto fa più o meno. Ci abbiamo verso la conclusione. C'è qualcos'altro che voleva aggiungere, Don Sergio? Sì, ci piace cogliere ispirazione per questa tavola della democrazia dal Vangelo, che ci indica una felicità nel costruire la pace e ci dà anche uno stile per costruire la pace come cristiani, uno stile e una risorsa per costruire la pace, non arrendendoci, sapendo che c'è una felicità in questo. Beati i costruttori di pace. Beati i costruttori di pace. E mi piace così concludere un po' con alcune parole del nostro vescovo Enrico, che proprio all'indomani dello scoppio del conflitto israeliano-palestinese scriveva in un discorso il dolore dell'altro, perché pensiamo sia un po' la via per poter costruire relazioni di pace. Io sono convinto, scrive il vescovo Enrico, che ciascuno prova il suo immenso dolore, la sua tragica paura, e che non sia lecito fare i confronti su chi stia soffrendo di più. Ma distinguo che ciascuno deve provare a capire, a sentire il dolore dell'altro. Questa non è equidistanza. Io sono dalla parte di chi piange e di chi soffre. Io sono vicino e non distante. Io so che Dio sta dalla parte delle vittime. Anzi, credo in Dio che si è fatto vittima per salvarci. Penso che sia l'atteggiamento, la postura da avere nei confronti di chi sta vivendo delle situazioni belliche e di chi subisce le conseguenze di questo, ed è la via forse che ci fa sentire uniti nell'affrontare la costruzione della pace. Allora io ringrazio, siamo in chiusura, ringrazio Don Sergio Frausini e Caterina Grandi per essere stati con noi, entrambi buon lavoro, e adesso ne andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca, con un incidente che si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale in direzione Venezia all'altezza di Duino. Una Opel Corsa condotta da una donna ha sbandato capottandosi, traffico in tilt. Ha sbandato con la sua Opel Corsa finendo contro la scarpata rocciosa laterale, dunque si è ribaltata più volte finendo contro la barriera spartitraffico centrale. È successo alle 8:15 sul raccordo autostradale in direzione Venezia, poco dopo l'area di servizio Duino Sud, all'altezza del curvone che porta verso l'Isert. La conducente del veicolo, una poliziotta che si stava recando al lavoro, è rimasta ferita e sotto shock, frattura a una mano e a un braccio, stando alle prime informazioni, ma non è in pericolo di vita. Per assistere la donna è stato completamente bloccato il traffico in entrambe le direzioni in un primo momento per far atterrare l'elicottero proveniente dall'ospedale di Catinara, dove l'automobilista è stata poi ricoverata. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco, oltre al personale di Autostrade Alto Adriatico. In particolare per chi proveniva da Trieste, questa mattina si è creata una coda che ha raggiunto i 6 km di lunghezza. Momenti difficili, insomma, per chi si è trovato lungo l'autostrada per almeno un paio d'ore. Per chi viaggiava in uscita dalla città, infatti, anche dopo la riapertura del traffico, la carreggiata è rimasta comunque percorribile in una sola corsia per un paio d'ore per consentire la rimozione del veicolo, la pulizia e la messa in sicurezza dell'asfalto. La coda dunque si è trasformata in un rallentamento che ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Il sistema di gestione dei migranti funzionerà solo
se viene attivata anche l'accoglienza di bassa soglia all'ex bazar di via Flavio Gioia e se i trasferimenti saranno costanti. Così Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, all'indomani della delibera che sblocca la concessione alla prefettura dell'ostello di Camposacro. L'ostello è utilizzato per l'accoglienza dei richiedenti asilo dalla primavera del 2020, quindi in realtà non c'è nessuna novità se non la possibilità di un ritorno a pieno regime dell'ostello, quindi con numeri superiori ai pochissimi posti attuali che sono 25. È per così dire tiepida la reazione del presidente di ICS Gianfranco Schiavone in merito alla delibera che apre alla concessione alla prefettura dal 1° di luglio del campo scout di Prosecco. Partiranno i lavori con il rifacimento dell'impianto fognario e la recinzione di sicurezza, più tutti gli altri accorgimenti per rendere la struttura idonea all'accoglienza dei migranti con disponibilità fino a 100 posti, così da svuotare, per così dire, il silos. Ma Schiavone ammonisce: il sistema può funzionare solo con un'alta rotazione. La vera novità sarebbe costituita, dalla gestione dell'ostello veramente come una struttura ad alta rotazione dei richiedenti asilo. E torniamo al problema di prima. Il problema non è la struttura, ma è la gestione complessiva, cioè se ci saranno o meno, ci sarà o meno un piano adeguato di trasferimenti. Se i trasferimenti tarderanno e gli arrivi di migranti con l'estate aumenteranno, siamo punto a capo, sottolinea Schiavone, con centinaia di persone ferme in strada. Il silos era pieno di centinaia di persone quando l'ostello era a pieno regime in tutto il 2023 e soprattutto va sempre tenuto conto che l'ostello è solo per i richiedenti asilo, il che vuol dire che va affrontato parallelamente il tema di coloro che sono in transito o comunque non presentano domanda d'asilo a Trieste e che sono l'80% delle persone che sono a Trieste. Ecco perché la struttura dormitorio di bassa soglia, individuata in via Gioia perché è perfettamente agibile, è assolutamente necessaria. Ma c'è un altro problema: ci sono degli abitanti di Camposacro che non vogliono la presenza di migranti, come evidenziato anche durante la trasmissione Sveglia Trieste questa mattina da una residente della zona. Siamo profondamente dispiaciuti, impauriti e tutto quello che vuole, perché siamo 120 persone, tra anziani, giovani, minori, normali cittadini, e cui i propri diritti sono stati calpestati in pieno. Nessuno ci ascolta, né da una parte né dall'altra, e ci troveremo una popolazione pari alla nostra, con tutti i disagi che ne conseguono, soprattutto per il bus e la nostra sicurezza, perché queste persone sciamano ogni giorno anche nelle stradine private, te li trovi davanti ai cancelli, quindi chi ci difende? I periti stanno svolgendo analisi più approfondite sui reperti relativi al caso Una Bomber e questa è l'unica novità nel processo bis, così il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, che insieme al coassegnatario del fascicolo Federico Frezza fa il punto sulle indagini. Guardi, il DNA è stato già trovato parecchi anni fa e fu anche confrontato con quello che allora era il principale indagato. Adesso è in corso l'acquisizione da parte dei periti di un tentativo di estrazione di DNA dei reperti utilizzabili. Su questa attività dei periti c'è un riservo strettissimo, stanno lavorando con grande attenzione e grande cura, e proprio il collega Frezza, che è coassegnatario come del fascicolo, è andato all'ultima udienza, che mi sembra era in aprile, e i periti hanno chiesto e ottenuto un differimento ad un'udienza di ottobre. Il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo fa chiarezza in merito alle indagini sul caso Una Bomber dopo la diffusione di indiscrezioni sull'estrazione del DNA dall'analisi di vecchi reperti. I periti del GIP Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine il loro lavoro, insieme a De Nicolo, del fascicolo e coassegnatario Federico Frezza. Siamo sostanzialmente al punto di prima, il passaggio è che c'è un incendio probatorio che il GIP sta conducendo e quindi esaminano il DNA, poi stanno in laboratorio e guardano cosa salta fuori. Se salta fuori un DNA confrontabile, bene, altrimenti no, ma non c'è nessuna novità. Non riusciamo a capire perché è uscito sulla stampa una non novità, non c'è nulla di nuovo.
Quanto ai forti dubbi già sollevati da una parte della difesa degli 11 iscritti sul registro degli indagati sullo stato di conservazione e sulla possibilità di manipolazione nel corso degli anni del contenuto dei fascicoli d'inchiesta, questa è la risposta dei magistrati. Io i reperti posso dire che erano stati tenuti nel nostro deposito, erano comunque tutti quanti chiusi, nessun oggetto che viene adesso esaminato dai periti è stato aperto e guardato da nessuno. L'involucro esterno che li conteneva può essere stato esaminato, non l'interno. Per intenderci, un cappello contenuto in una piccola custodietta trasparente è rimasto all'interno della custodietta trasparente e non è stata neanche manipolata la custodietta trasparente. Cosa che è stato manipolato è una busta esterna al cui interno c'era questa custodietta trasparente. Ecco, sotto questo profilo, sull'integrità dei reperti noi siamo tranquilli, pur non avendoli conservati con particolari modalità distinte dalla conservazione dell'intero fascicolo processuale. Ci sono delle tecniche nuove di amplificazione, la PCR, eccetera, cioè cose che non c'era una volta, quindi oggi si trova, come dire, del DNA che prima non si trovava, c'era ma non veniva. Però se poi naturalmente, come può rovinarsi un bottiglia di vino, veramente parlo da profano, può darsi che si degradi naturalmente dopo tanti anni, ma questo sarà una cosa che i periti diranno, ma se si degrada probabilmente non riescono neanche a estrarlo. Siamo collegati adesso con il commissario Fulvio De Grassi per quanto concerne la situazione del traffico e della viabilità dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno commissario, a lei la linea. Buongiorno Bosatti, diciamo che il tempo piovoso non aiuta, abbiamo rilevato già 6 incidenti, 3 con feriti, 3 solo danni, per fortunatamente quelli con feriti niente di grave. Adesso ne stiamo rilevando un altro in Campi Elisi, una caduta autonoma di una scooterista, non dovrebbe essere neanche in questo caso niente di grave, comunque ho già detto questa mattina, vediamo di stare attenti soprattutto con i mezzi a 2 ruote, l'asfalto è viscido dalle piogge in atto. A proposito di viscido, c'è anche la via San Francesco che al momento dovrebbe essere chiusa, da via Rismondo a via Giotti. Stiamo operando con le ditte per la pulizia, c'è stato qualche sversamento o può essere anche con la pioggia sia venuta a galla qualche perdita di giorni precedenti. Ripeto, molti incidenti, c'era un presidio in Piazzale Europa ma non abbiamo avuto notizie di problematica della viabilità. Un po' di traffico, ne avete parlato per quegli incidenti sul raccordo autostradale, un po' di aumento di traffico sull'altipiano, ci è stato segnalato ma niente di particolarmente, almeno da quanto ci è stato riferito, gravoso. Per il resto, le ho già detto questa mattina, siamo presto, però avviso già da oggi, abbiamo cominciato ad avvisare che domenica 26 le rive saranno chiuse più o meno dalle 7:30 di mattina alle ore 14 per il raduno dei fatti dell'esercito. Avremo anche delle rimozioni in certe zone, saremo più precisi nei prossimi giorni. Comunque ripeto, domenica prossima, questa che viene, le rive saranno chiuse diciamo tutta la mattina. Al momento non abbiamo altri particolari interventi in atto, vi restituirei la linea. Grazie al commissario De Grassi. L'addio al porto di Trieste del presidente dell'Authority Zeno D'Agostino, il manager veronese si è congedato così oggi nel corso di una conferenza stampa di fine mandato alla stazione marittima. A prescindere dalle persone, dalle modalità con cui ci si muove, è che, e l'abbiamo sempre detto, quindi non è una cosa nuova, è che se qualcuno parlava di un modello da qualche altra parte, abbiamo sempre ribadito che esiste un modello Trieste e che quel modello Trieste aveva tutta una serie di elementi che in alcuni casi erano totalmente contrari a quello che succedeva, adesso a prescindere da un porto in particolare, ma da tutti gli altri porti, cioè il fatto che comunque si guardava la portualità in una maniera diversa. È una situazione economica finanziaria buona, ma sappiate che noi abbiamo raggiunto quella situazione facendo un ragionamento di interesse pubblico. E secondo me questo è un messaggio non da poco, perché spesso si può pensare, ed è quello che si pensa del pubblico, il pubblico fa il bene, diciamo,
dal punto di vista sociale, no? Però a scapito dei numeri economici, no? In Italia abbiamo 100.000 esempi di questo tipo, ed è per quello che spesso si dice le cose le deve gestire il privato, non il pubblico, perché alla fine puoi fare anche delle belle strategie a livello territoriale, ma alla fine i numeri non stanno in piedi. Allora il modello Trieste invece è questa Roma qui, è una cosa che ha avuto come obiettivo l'interesse pubblico del territorio, che non è solo quello triestino, ma è come minimo un territorio quasi regionale, garantendo però dei numeri aziendali da manager privato, e quindi facendo vedere che si potevano internalizzare le attività, quindi non facendo l'outsourcing come fanno tutti, internalizzarle ed essere comunque competitivi. E il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino sarà ospite venerdì nel corso della puntata di Ring. Parlerà per un'ora con Ferdinando Avarino e con Marco Stabile, proprio per fare un bilancio della sua permanenza a Trieste. Adesso andiamo allo Stadio Rocco, perché comincia il montaggio del palco per i concerti. Allestimento del palco sotto la pioggia allo Stadio Rocco in vista dei 2 grandi concerti di Ultimo e Max Pezzali, in programma il 2 e il 9 giugno. A partire dal 20 maggio e fino al 30 giugno, difatti, l'impianto intitolato Il Paron Rocco è a disposizione del Comune per l'organizzazione dei concerti estivi, con il montaggio di tutte le strutture necessarie alle esibizioni. Caschetto giallo e impermeabile rosso per gli addetti preposti all'allestimento di palco, vie di fuga, recinti e aree di servizio dello stage, partendo però dal posizionamento di teloni e pannelli che poggiano sul manto erboso. Il pavimento infatti è in qualche modo osservato speciale per verificare a posteriori se, da una parte, gli accorgimenti che vengono utilizzati in fase di allestimento e dall'altro i massicci lavori nel fondo del campo delle settimane scorse potranno calmierare l'usura del manto erboso proprio a seguito dei 2 grossi concerti, per cui sono previsti 25.000 spettatori a data. L'attenzione speciale alle condizioni del campo sono frutto dell'esperienza dell'anno scorso, quando, dopo il concerto dei Maneskin, il terreno del Rocco non si è presentato in modo idoneo per le partite della Triestina. Il palco sarà unico per entrambi i concerti. Il montaggio iniziato in queste ore terminerà nel giro di una settimana a 10 giorni circa. I 2 concerti sono le cosiddette date zero, quindi collaudi, test di diversa natura e quant'altro servirà anche per affinare le prossime tappe che i 2 cantautori svolgeranno in altre città. Secondo l'avviso pubblicato qualche mese fa dal Comitato regionale della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, che ha ricevuto il finanziamento della Regione per rimettere a nuovo il campo, una volta terminati i concerti, una ventina di giorni circa saranno dedicati a eventuali lavori di rizzollatura per rimettere a posto il terreno in base alle condizioni. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi ha infine sottolineato un aspetto, ovvero che molto sarà condizionato dal meteo. Durante i Maneskin il caldo era torrido e ciò non ha aiutato la tenuta del campo, che a ogni modo non era performante come quello attuale. Se il clima sarà più mite, allora forse grossi disagi all'erba del Rocco non dovrebbero verificarsi. Capitolo biglietti. I dati aggiornati un mese fa raccontano di 22.300 biglietti venduti per il 2 giugno per il concerto di Ultimo, circa 16.000 invece per Max Pezzali. Ma in un mese, riferiscono dal Comune, è assai probabile che si sia raggiunta la capienza massima per entrambi gli spettacoli, ovvero 25.000 tagliandi staccati che rappresentano così il sold out per tutti e 2 i concerti. Obiettivi in Europa in vista delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. Ne abbiamo parlato con Herbert Dorfmann, candidato con la Südtiroler Volkspartei, che corre assieme alla slovenska Skupnost. Quali sono gli obiettivi da portare in Europa? Io ho avuto l'onore di rappresentare questa terra ormai da 15 anni in Parlamento europeo, ho sempre lavorato chiaramente per le minoranze, però anche per le zone rurali, per l'agricoltura, che è un po' il mio, dove lavoro principalmente. Sono stato responsabile per l'agricoltura nel mio partito, il Partito Popolare Europeo, quindi sviluppo delle zone rurali, sviluppo dell'agricoltura, sviluppo anche della viticoltura, che è particolarmente importante in questo territorio. Quali sono invece le criticità di questa Europa? Cos'è che bisogna cambiare?
bisogna migliorare, bisogna lavorare ancora più insieme. Io penso che proprio in questo momento geopolitico molto molto sensibile si capisce che le nazioni non ce la faranno da sole. Se noi pensiamo che l'Italia, la Francia, la Germania, non parliamo poi dei paesi piccoli come l'Austria e Finlandia, in questo contesto difficile possono fare da soli, io penso che sbagliano. Bisogna lavorare insieme, bisogna trovare soluzioni insieme su tutto quello dove c'è un vero plus valore europeo, cioè dove la collaborazione fa veramente senso. E poi io provengo da una provincia autonoma e come questa regione qui, io penso tutte le decisioni che si possono prendere sul territorio, nei comuni, nella regione, e che dove fa senso che si prendono qui è meglio che si prendano qui. Occupiamoci adesso del Festival Trieste organizzato dalla Società dei Concerti, che è stato presentato questa mattina. Un magico concerto sul mare, protagonista il celebre violoncellista Giovanni Sollima, che si esibirà su una piattaforma galleggiante di fronte a Piazza Unità. Quello del 14 settembre è solo uno dei 29 appuntamenti del ricco cartellone della seconda edizione del Festival di Trieste, Il Faro della Musica, ideato dalla Società dei Concerti, in collaborazione con i teatri Rossetti e Verdi, il Conservatorio Tartini e la Scuola di Musica 55 e il Comune di Trieste. In programma dal 7 al 18 settembre, con un'anteprima della Filarmonica di Milano il 5. La base è quello del festival, cioè di vivere la città pienamente, culturalmente e musicalmente. Gli eventi di quest'anno sicuramente coinvolgono innanzitutto i concerti al Teatro Verdi, e questo con 4 artisti importantissimi, c'è Alexander Melnikov, Agnieszka Summer, Giovanni Sollima e anche Nikolai Lugansky insieme a Hannah Chang, insomma insieme questi a 2 orchestre, quindi alla Filarmonica di Milano e ovviamente l'Orchestra del Teatro Verdi. Dopodiché quest'anno la danza è uno degli aspetti fondamentali, infatti per la prima volta quest'anno nel festival avremo uno spettacolo di danza al Teatro Rossetti. Una particolarità forse su tutte è un concerto proprio sul mare con Giovanni Sollima, che oltre ad andare in teatro a suonare con l'Orchestra del Verdi farà proprio un concerto sul mare il giorno prima, il sabato. La particolarità del programma di quest'anno è quella di una crescita nell'arco temporale di questa manifestazione, che da una settimana si estende a 10 giorni con un raddoppio della proposta artistica. Sono vari percorsi che offriamo al pubblico in concerti sinfonici, cameristici, ma con una particolare attenzione quest'anno anche alla danza. La collaborazione con il Teatro Verdi, con il Teatro Rossetti, Parco e Museo Storico di Miramare, la Capitaneria di Porto, tutte realtà cittadine molto importanti che danno anche questa possibilità di far godere al pubblico alcuni spettacoli anche gratuitamente a una miriade di manifestazioni e di eventi che coinvolgeranno la città in settembre dal 7 al 18. Dopo la pubblicità ancora altri servizi, rimanete con noi. Rientriamo in studio, andiamo a parlare di sport. Questa sera la Pallacanestro Trieste torna in campo a Forlì per la gara 2 di semifinale promozione dopo aver vinto la prima partita in Romagna. L'analisi di ciò che i biancorossi dovranno aspettarsi in campo con il vice allenatore Marco Carretto. Difficile pensare che possano tirare così male per 2 partite consecutive, quindi come dire, chiaramente sarà una partita diversa. La zona forse è la cosa che è stata fatta meglio dai ragazzi di Martino. Loro sono durante tutto l'anno stati una squadra difensivamente molto tattica, che ha sempre messo in difficoltà, diciamo, il ritmo degli avversari, cambiando tante difese, facendo delle zone press, tornando a uomo a volte tornando a zone, poi accoppiandosi a uomo. Con noi ieri hanno fatto principalmente questo, cioè sono passati da una zone press o comunque da una zona allungata a una zona nel principio, diciamo così, del nostro attacco a livello di metacampo, poi si sono sempre accoppiati. Sicuramente potranno fare aggiustamenti mantenendo molto più a lungo la zona, forse anche mantenendo una zona per tutta l'azione. Può darsi che facciano alcuni aggiustamenti perché chiaramente sono stati puniti su alcune situazioni in cui erano un po' più contenitivi e riempivano l'area contro i nostri tiratori, e sicuramente faranno qualche aggiustamento a livello offensivo, perché ho sentito anche appunto un po' lamentarsi, non lamentarsi, però diciamo dare
una delle responsabilità della sconfitta da parte di Martino, anche delle loro cattive percentuali al tiro. Chiaramente giocheranno molto magari sull'essere aggressivi e cercare di entrare presto in fiducia con i loro giocatori chiave, anche da un punto di vista offensivo, appunto sul tiro da 3 punti, e sicuramente sarà una partita che cercheranno di sporcare in tutti i modi a livello difensivo e di aggressività fisica, questo senz'altro. E con la sconfitta a Benevento la Triestina ha ufficialmente terminato la propria stagione, un anno partito con alte aspettative, ridimensionate a causa della crisi invernale e di a causa della crisi invernale di risultati, e con l'esonero di Tesser, a cui si è affiancata la grana del manto erboso del Rocco. Una stagione ad ogni modo sufficiente che, guardando alla prossima, servirà per puntare più in alto. Che voto si può dare alla stagione della Triestina? Bella domanda, difficile rispondere, ma guardando con onestà e obiettività sicuramente l'annata dell'Unione merita la sufficienza. Spieghiamo perché. In primo luogo giova ricordare che l'attuale proprietà statunitense si è insediata nel luglio dello scorso anno, dovendo costruire una società praticamente da capo, scegliendo staff, dirigenti, giocatori e allenatori nei mesi estivi, e con una programmazione che ha guardato da vicino il calendario con la fretta di farsi trovare pronti poi all'inizio delle gare ufficiali. E ancora, Ben Rosenzweig, il presidente, ha rilevato una Triestina che l'anno precedente ha sfiorato la retrocessione sotto la guida di una società che in più di un'occasione ha fatto discutere la piazza. Archiviato il passaggio societario, l'Unione 2023-2024 ha dimostrato grandi premesse, in primis con l'arrivo di Attilio Tesser, in secondo luogo con un mercato estivo promettente. Ecco dunque che le aspettative sono inevitabilmente aumentate, parlando di piani alti del girone, se non addirittura di squadra da promozione diretta. Troppa fretta dunque nell'alzare l'asticella degli obiettivi? Sulla carta forse no, ma il calcio si gioca in campo e sul fattore campo torneremo, e questo ha detto che Mantova, Padova e infine anche Vicenza erano e sono stati avversari a cui dover guardare con attenzione. Prima parte di campionato molto buona, risultati e gioco hanno ben impressionato tutti, con qualche piccolo inciampo che ci può stare. Poi la flessione prenatalizia, quella che probabilmente è stata la svolta in negativo dell'intera annata. L'esonero di Attilio Tesser da terzo in classifica e l'arrivo di Roberto Bordin non sono stati compresi dalla tifoseria, che alla ricerca di una spiegazione logica si è sentita rispondere che si era entrati nella seconda fase del progetto, concetto che, forse, ancora oggi non risulta così chiaro, ma tant'è, perché fondi e impegno l'han presi una società che al netto di tutto ha il diritto di fare e difendere le proprie scelte, per quanto discutibili. L'inizio di Bordin è stato molto negativo, 5 sconfitte consecutive fra gennaio e febbraio, prima di trovare la famosa quadratura del cerchio che ha permesso all'Unione di raddrizzare il campionato con il 4º posto ottenuto. Poi i play-off, pareggio contro la Gian Erminio con tanti brividi e le 2 buone prestazioni contro il Benevento, che però, per quanto anche gradevoli, non hanno portato al passaggio del turno. La complicità in questo caso sono stati degli errori individuali. L'Unione ha chiuso il campionato con 64 punti, 61 gol fatti, secondo miglior attacco, 44 subiti e la 4ª piazza del girone. L'anno prima ha concluso al 18° posto con 31 gol fatti e 45 subiti per 39 punti totali. Ecco perché la sufficienza è il minimo da poter attribuire a un club che in 12 mesi ha scalato 14 posizioni, giocandosi la promozione e non la retrocessione. Poi in tutto questo si può discutere delle scelte tecniche del tipo: ma che fine hanno fatto Lescano e Celeghin nei playoff? Oppure sul mancato mercato di gennaio e le seguenti vicende dell'esonero di Tesser. Se infine ci mettiamo anche le partite casalinghe a Fontana Fredda e quindi le spese e le noie logistiche di dover giocare in Friuli, allora l'incoraggiamento guarda al prossimo campionato, dove con stadio sistemato, un anno di rodaggio e ambientamento e la possibilità di pianificare bene la stagione e non all'ultimo, dalla sufficienza l'aspettativa sarà senz'altro quello di un voto migliore, se non una A in pagella, almeno una B, chi vuole intendere intenda. Allora è tutto, ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta, buon pomeriggio e più tardi.